Bene, dopo aver pranzato con un bel tostone, andiamo a fare un giro un po' più panoramico verso la parte di Collalto, giusto? Qua 12,48, ci sono ben 33 gradi in Piancavallo e siamo a 1270 metri di altitudine. Non racconto balle perché guardate qua, 33 gradi. Adesso ci dirigiamo verso il Collalto, faremo dei sentieri che scendono fino a Pian delle More e poi risaliremo dall'altra parte. Bene, una volta scollinato qua a Collalto, prendiamo la forestale qui a sinistra. Ah, è alta qua, è aperto. Wow, stupendo. Pericolo inghiottitoio. Ce n'è parecchi qua. Wow, che spettacolo. Che spettacolo di bosco. Piccolo inghiottitoio. E qui, Proprio qua sotto. lo vuoi vedere? Mamma mia. Fa paura. Oddio. Incredibile. Inquietante. Inquietante, eh? Guarda di qua. Ritorniamo alla bici. Fantastico. Stupendo veramente. Qua c'è un po' da salire. Però il bosco merita di essere vissuto. Qua giungiamo al primo bivio. A destra c'è il cantiere, inizio cantiere, quindi credo che noi giriamo giù a sinistra. Sì, là c'è il cantiere. Anche perché di là c'è il cantiere e non si può proseguire. Bene ragazzi, noi siamo venuti da questa strada qua, adesso scendiamo verso il Pian delle More. Pronti? Adesso, da qua, allora. Giù. Attenzione che qua è bella ripida, Per chi volesse farla anche con la gravel direi che è fattibile comunque. Wow, stupendo!
Bellissimo! Guarda che roba! Quindi dovremo esserci a breve. Adesso metà il giro. Qui allora siamo giunti sulla strada Piancavallo Barcis, siamo al Pian delle More, giù di là si va a Malgavalli e noi in teoria dobbiamo risalire di qua per andare a fare il pezzo quello sopra di ritorno verso Piancavallo. Qui una volta risalito 100 metri circa, dentro di qua. Wow! Attenzione rospi! Qua sopra c'è il bacino d'acqua. Wow, spettacolo! Guarda che spettacolo! Fantastico! Qua sei nella parte dietro. Che meraviglia! Stupendo! Guardate un po' che vallata che c'è qui. Adesso procediamo verso la segnaletica Piancavallo Rientro, su di qua. Wow! Qua adesso abbiamo passato la casera Pian delle More e continuiamo un po' a risalire. Qui al bivio dopo la casera andiamo dritti, proseguiamo verso il rientro di Piancavallo seguendo sempre le indicazioni qui, Piancavallo Rientro, così non ci possiamo sbagliare. E qua Gigi mi dice che c'è una grotta tra poco da vedere, da esplorare. Qui abbiamo due grotte. Segnalata è questa, piccolina. Oh, che suole che una che non è. Sento cadersi dentro, mi raccomando. Però qua è pieno di insetti. Poco più di un buco. Dovrebbe essere fondo una decina di metri. Qua ce n'è un'altra, però è recintata dalle corde, ovviamente per motivi di sicurezza. Possiamo anche andare di qua, sarebbe meglio venire di qua. Poi, o vai lì, no, devi segui me, che facciamo il percorso dell'altra volta. Quello che conosco meglio. Gigi è esperto di inghiottitoi. E qua è tutto un inghiottitoio, anche qua sotto fa parte della grotta, ma evidentemente non è profondo. Ah, ecco qua, c'è la targhetta. Eccola qua. Bella, Poco più che un buco, insomma.
Questo è un buchetto. Anche la foto, lì che sì. Non credo che ci sia molta prosecuzione. Non credo che ci sia molta prosecuzione. Però anche lì sotto vedete. Però continua là. Qua lo voglio vedere male. Siamo sulla sommità. Occhio a scivolarsi dentro. Ma ecco. No, qua è ostruito. E là comunque. Dopo aver fatto visita a 2 grotte, a 2 inghiottitoi, proseguiamo all'insù questo bosco magnifico, uno più bello dell'altro. Qua c'è da pedalare un po'. Comunque ci troviamo sulla strada turistica del Pian delle More, direzione Piancavallo. Qui la salita si fa più pedalabile, più tranquilla. Scenari stupendi comunque, ragazzi, vero? Vero. Comunque fa caldo anche qua su, Siamo quasi arrivati a Mazzega. Siamo quasi arrivati a Pianmazzega, Casera Pianmazzega. Qui a sinistra. Qua andiamo a sinistra al bivio. Eccoci qua a Casera Pianmazzega. Spettacolo anche qui. Spettacolo, guardate quante mucche ci sono. Sembra una cartolina. Eccoci rincasati a Piancavallo, lì si vede la strada che porta giù a Barcis, Ronciade, le piste da fondo che abbiamo fatto stamattina, qua si scollina e dovremo esserci. Che spettacolo comunque, siamo scesi da lì, tutto questo giro qua abbiamo fatto. E siamo risaliti da qua. Forza Gigi! Qui adesso rientriamo a Piancavallo, ma prima facciamo una visita a Casera Capovilla. Casera Capovilla, eccola qui. Però il museo è qua sotto. Il sentiero della storia, casere caseranti nel Piano del Cavallo. E qui abbiamo il museo dell'alpeggio nel Piano del Cavallo, che è un museo aperto solo su prenotazione. Basta fatica per oggi. Poi siamo tornati